Beh signori, stiamo iniziando, si sente? Si sente? Silenzio! Stasera sarà particolare. Buonasera. Buonasera a tutti. E stasera sarà particolare perché il posto è particolare, perché l'idea che hanno avuto i ragazzi della consulta giovanile è un'idea geniale, ed è bello che questa idea geniale l'abbiano avuta proprio i ragazzi. Impensabile, no? Che ragazzi abituati a organizzare cose rocchettare, cose che appartengono alla loro età, invece abbiano visto in qualcosa che ci appartiene e che viene dai me da anno faghere, allora hanno visto un qualcosa che invece sentono che gli debba appartenere a loro e anche ad altri, e allora hanno messo su questa serata, quasi una sfida per loro che fra un po' sentiremo, una sfida per voi, perché siamo abituati tutti di nuovo e ci dobbiamo abituare ad ascoltare il canto non più amplificato, ma lo dobbiamo sentire così come le sentivamo un tempo, senza nulla, senza aboghe isotta, senza amplificazione. E quindi proprio per questo motivo oggi e questa sera sarà una serata particolare per questo motivo. E poi per il posto anche dove siamo, perché Molineddu e Bruno Petretto sono qualcosa che ormai appartiene a Ossi, e Ossi è orgogliosa di quello che Bruno sta facendo, perché venire qua è sempre qualcosa di magico e di spettacolare. Ovviamente la consulta ha fatto queste cose avvalendosi del supporto importante del comune di Ossi, che su questo è molto 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 attento quando si tratta di organizzare e dare la mano per manifestazioni di questo tipo. E quindi il ringraziamento primo va al comune di Ossi per l'attenzione che pone. Bruno l'ho già citato, e poi ci sono a Ossi quelli che mantengono e vogliono mantenere viva la tradizione del suo canto lugudoreso, del canto in re. Più di cui non può abboghinare da lì che non si intende, no a poghe. Non si sente, si caglia non si intende. E uno dei gusti è Vittorio Muresu, che nel manifesto hanno chiamato zio Vittorio Muresu, quindi gusto che due cose, o che Vittorio Muresu di che si imbazzende, o che pure la consulta giovanile comincia a levare già sa si capa come a narrare, fa che l'arco che bisogna noi che se ne rivende. Mario Bianco, un altro da ringraziare che si è dato il tevaghere, ma tutta gente che appartiene, che dà l'ultro a suo paese di Ossi. Mario Bianco è che su priore della confraria di Ossi, è una cosa mega importante. Ciccheddu Muresu, che avrà una ghida a Ossi, si festeggerà e si presenterà qualcosa di importante, che è l'ultima opera del padre di Più Pedro, ma di tutto ne vediamo a tempo per ne vedere. E dopo Don Barore, che l'usiamo su settenne, lo sa bene scione, ancora non si è visto, da fare, non sa dare se bene scione. Comunque, e soprattutto bisogna issos. Oi sono issos che devono, sono attori principali. E ve l'ho chiesto presentare, su primo è il suo chitarrista. Il chitarrista è Pietro Nieddu, è del Tattari. Ed è un giovane chitarrista, poco più che trentenne, 32 anni. Da compiere. Professione poliziotto, e non è un caso che dico professione poliziotto, perché oltre che chitarrista è anche un valido attore, perché è stato uno degli interpreti di un cortometraggio, di un documentario, che Fabio Calzia, che credo sia presente qua questa sera, che è un musicologo, un etnologo, un udotto, insomma, uno che è musica e di cosa sa che hanno richiesto un montone, che ha fatto un lungometraggio che si chiama Il re dei poliziotti, dove il re è il canto in re dei poliziotti. Sembra, se avete fatto caso, ci sono molti agenti di polizia e agenti
meno dei carabinieri, questo poi me lo dovranno spiegare perché, ma molti agenti di custodia che hanno la passione straordinaria per il canto in re. E quindi Pietro, oltre che essere un bravo attore, però è un grande chitarrista, è uno dei giovani, dei pochi giovani che ha ripreso il gusto dell'arpeggio, suonare la chitarra come non accompagnando la savennina, accompagnamento gai, come in tesceri, ma isso con l'arpeggio, con la chitarra la fa che cantare. E c'è una differenza enorme fra arpeggiare e accompagnare, perché l'arpeggio è proprio far cantare la chitarra, e stasera lo sentiremo. Poi c'è Daniele Giallara, eccolo qua, Daniele che è su 1977, nasce da Auricani ma vive a Cuglieri, e da grande Minoreddu lui respira il canto perché il padre era un gran valente suonatore di chitarra e si esibiva molto soprattutto in Piemonte, dove il padre credo fosse, anzi senza credo, era emigrato come purtroppo tanti e tanti dei nostri corregionali. Dai Minoreddu e Sovura ha fatto i mini cantadores, da poi ha interrotto tutto perché Saoche a un certo punto cambia, Saoche perché sa mutta di Saoche diventa un'altra cosa, esso ha lasciato un pago su canto e si è dedicato a sa chitarra, però da voi Saoche è diventata torre importante, melodiosa, e esso è diventato uno dei suoi più bravo giovane cantatore che abbiamo in giro. E da poi dai Giave Franco Figos, che un bravo cantante. La particolarità di Franco è che da chi canta si ammenta sempre su cantatori degli anni 50, quindi i suoi resessili hanno fatto di custare su 2002 più o meno come canta hanno fatto. Comunque, tutto sono tre articoli che stasera a bocche, senza nulla, senza amplificazione, non tiene compagnia. Due cose potevo narrare. Primo, essendo a bocche oliarie, senza amplificazione, perché era grande silenzio e grande partecipazione oltre e ovviamente si solo. Dopo mi parlare del Bonnarri che a denante vado una cascetta e non va di scritto offerta, che si può dare da chi si entra, ma dopo che vuoi futtire pure da chi si esce, quindi si può pure rispondere a Sescina. E da voi, che a chi critino, gnocchi per tutti, che per narrare a sa fine vado a mandicare prodotto, soprattutto perché va che silenzio. Grazie, buona serata e buona Gioia
so come sto fatto.